Come finirà la vicenda del porto offshore a Venezia? Se lo chiedono in parecchi. Tanto il progetto è ambizioso e in grado di avere ripercussioni enormi che andrebbero oltre Venezia e il suo entroterra, tanto appare dibattuto e a tratti persino dal futuro incerto. Il contratto d'appalto per la progettazione a favore di un consorzio di imprese cinesi e italiane firmato dal sindaco Luigi Brugnaro e dal presidente dell'autorità portuale di Venezia Paolo Costa, lungi dall'essere il primo passo di un progetto che porterebbe qui il terminale europeo delle rotte commerciali con la Cina, appare l'avvio di nuovi dibattiti all'insegna dell'incertezza. Il sottosegretario Pierpaolo Baretta, ad esempio, ha frenato gli entusiasmi dei firmatari. Venezia non può decidere da sola, un'opinione che sarebbe condivisa anche in ambienti tecnici del Ministero delle Infrastrutture. Una partita complessa, insomma, la cui evoluzione è osservata con molta attenzione anche da Palazzo Balbi. Questa è una partita che noi vediamo dai giornali perché abbiamo preso dei giornali. Cercheremo di capire poi a livello nazionale quali saranno le proposte, quali saranno le decisioni e a livello di porto e di Comune di Venezia. Perché non si dica poi che c'è sempre il guastafeste, stiamo ad osservare e vediamo cosa accade. Il progetto offshore, una piattaforma ad 8 miglia dalla costa in grado di ricevere petroliere e grandi navi cargo, ha poi scatenato malumori di altri porti che si affacciano sull'Adriatico, oltre ai timori di chi teme un nuovo Mose o ancora i dubbi di chi ha reputato inopportuna la scelta di firmare un contratto da 4 milioni di euro alla vigilia dell'insediamento del nuovo presidente dell'autorità portuale. Insomma, una vicenda complessa che nelle intenzioni dei proponenti rappresenterebbe un eccezionale volano economico e occupazionale, ma sulla quale la parola fine non appare dietro l'angolo.